Direttore Mantovani, sappiamo che l'ente Fiera è sensibile alle iniziative legate allo sviluppo delle energie rinnovabili. Avete ospitato per molti anni Solar Expo e l'anno prossimo c'è una nuova iniziativa in cantiere. Ci può dire qualcosa di più? Ci può svelare qualche particolare? Direi proprio di sì, nel senso che stiamo lavorando proprio alla fase conclusiva di progettazione di questo nuovo evento. Sarà un evento che recupera buona parte della nostra esperienza, della nostra tradizione nel settore delle energie rinnovabili, quindi parlo del recupero anche dell'immagine di Progetto Fuoco e della forza che ha avuto in questi anni, di una maggiore spinta sul risparmio energetico in campo abitativo e quindi il riferimento è alla manifestazione legno edilizia. Ma anche abbiamo una bella tradizione oramai che è più che centenaria in agricoltura, e negli ultimi anni accanto alla fiera agricola è nata questa manifestazione che si chiama Bioenergy Expo, che ha oramai la dignità per essere inserita a pieno titolo nel novero delle manifestazioni che riguardano proprio l'energia rinnovabile. Non trascureremo neanche il settore fotovoltaico naturalmente e anche altri settori che stanno diventando un po' il cuore del rinnovabile e del risparmio, perché poi l'altra frontiera ovviamente è il risparmio. Parlo dell'uso dell'energia nella città, dell'uso più attuale dell'energia idroelettrica con tecnologie più avanzate. C'è poi tutto il tema della cogenerazione che aiuti a fare energia in maniera meno costosa e più pulita, e tutto questo credo che abbia la dignità di trovare dentro la Fiera di Verona un luogo, un posto dove possa essere messo insieme questo progetto e dove esperienze come quella che abbiamo visto stasera qua di Forgreen, che è davvero interessante, possa anche trovare il suo ambiente naturale per presentarsi. La ringraziamo. Grazie a voi.